caro bollette rischiano di lasciare al freddo 500.000 di veneti. L'allarme della CGIA di Mestre che ha elaborato i dati dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica. Stangate in bolletta in un ristorante gastronomia di Bassano del Grappa, conto dell'energia elettrica da 22.000 euro, sempre di più le attività pronte a scendere in piazza a manifestare. Le elezioni del 25 settembre sui rincari, il mondo produttivo interroga la politica, intanto continuano le presentazioni dei candidati veneti, oggi è la volta del terzo polo. Quando ho capito che voleva gettarsi di sotto ho corso più veloce che potevo, parla Alberto Crispo, il poliziotto che a Venezia ha afferrato la turista ventenne prima che precipitasse. Drammatica carambola tra i vigneti di Valdobbiadene, di un'auto con a bordo 5 giovanissimi, uno di loro è grave in ospedale. Nella Marca si è rischiata un'altra strage dopo quella di Godega. Presentati i lavori di recupero delle statue del Pisano presenti alla Cappella degli Scrovegni, un intervento di manutenzione straordinaria che sarà effettuato dall'Istituto Centrale per il Restauro. Una domenica di grandi emozioni, domani su Antenna 3 al mattino alle 10 la diretta della beatificazione di Papa Luciani, nel pomeriggio dalle 15:45 il grande spettacolo del Palio di Montebelluna. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dalla prospettiva di questo inverno in cui la crisi energetica e il caro bollette rischiano di lasciare al freddo fino a 500.000 di veneti. L'allarme è stato lanciato dalla CGIA di Mestre attraverso un'elaborazione dei dati dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica. A causa di una crisi energetica senza precedenti, nel prossimo inverno tante famiglie venete, molte delle quali con a capo un lavoratore autonomo, non avranno acqua calda e termosifoni accesi. In Veneto, tra le 125 e le 208.000 famiglie vivono una situazione di povertà energetica. Questo significa che potenzialmente nella nostra regione vivono 500.000 di persone che non possono utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento e non dispongono di elettrodomestici ad elevato consumo di energia. Una cifra che quest'inverno è destinata a crescere drammaticamente perché l'elaborazione dell'ufficio studi della CGIA di Mestre si basa sugli ultimi dati disponibili che risalgono al rapporto 2020 dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica, vale a dire molto prima dello shock scoppiato a partire dalla seconda metà dell'anno scorso e recentemente arrivato ad impennate di prezzo impressionanti. Il governo intervenga subito per aiutare chi è in difficoltà, se occorre anche attraverso lo scostamento di bilancio. Ne va della tenuta sociale di questo territorio e del futuro di tante partite IVA. Nonostante il Veneto registri un rischio tra i più contenuti in Italia, ogni sua provincia ha all'interno un numero di persone pari a quelle di un comune di medie dimensioni in povertà energetica, tra le 21.000 e le 39.000 persone. Le cifre più alte sono a Padova e Verona, seguite da Venezia, Treviso e Vicenza. Al netto delle misure assunte a livello locale, il governo Draghi ha introdotto un aiuto economico, il bonus bollette 2022, che consente alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa del caro prezzo su luce e gas naturale di mitigare almeno in parte i rincari. Andiamo proprio a parlare di attività produttive con l'ennesimo esempio di caro bollette in un ristorante gastronomia di Bassano dove è arrivata una bolletta dell'energia elettrica da 22.000 euro. Il caro bollette è una morsa che continua a stringere e costringere le attività commerciali a fare i conti con rincari e con aumenti addirittura in alcuni casi paurosi. Ebbene, se fare i conti può essere facile, anche se doloroso, il problema è farli quadrare. Quello che vi andiamo a raccontare questa sera è di una maxi bolletta, pensate, di oltre 21.000 euro per l'energia elettrica. Ma a raccontarci di questa spiacevole sorpresa sono i titolari di questa rinomata gastronomia di Bassano del Grappa. Bolletta triplicata per il gas nel 2021, 2.269 euro, quest'anno oltre 6.000. La cosa però inquietante e che veramente ci ha lasciato senza parole, diciamo che ci mette veramente in crisi, insomma, è il rincaro dell'energia elettrica, perché veramente sono cifre assurde, mi viene da dire.
In questo caso parliamo di quasi 22.000 euro, in pratica 4 volte in più rispetto al 2021. Questa è un'attività che ha 35 dipendenti, quindi ovviamente è una realtà importante di Bassano, ma io penso di poter parlare tranquillamente anche per piccoli imprenditori locali, per chiunque ha anche attività appunto più piccole della nostra, che a mio avviso magari riscontrano difficoltà ancora maggiori. Se questi devono continuare ad essere i consumi, chiuderanno i battenti. Noi abbiamo scelto di non aumentare i prezzi, di non gravare sul nostro consumatore finale, perché sappiamo che comunque non è la soluzione giusta. Noi ci aspettiamo interventi da parte dello Stato massicci, incisivi. Ci facciamo adesso portavoce insomma di questa campagna di sensibilizzazione. Vedremo eventualmente se promuovere delle iniziative dove magari ci mettiamo insieme con altri commercianti e altro, per cercare di fare in maniera tale che chi deve rispondere, chi deve dare una mano ovviamente lo faccia. Abbiamo visto dunque gli importi delle bollette. Allora a Padova 2 commercianti interrogano il mondo della politica. L'amara sorpresa del rientro delle ferie è stata una bolletta di luglio dell'elettricità di 1.025 euro. Questo per un negozio quanto grande? 50 metri quadri, 550 kWh in meno quest'anno, ok, consumati in meno quest'anno, 1.025 euro è stata la bolletta. Quanto si può andare avanti in queste condizioni? Finché non ti abbandona la passione, che è l'unica cosa che rimane, non c'è neanche il conto in banca. No, io la butto di più sul dare e avere. Sul dare e avere? Poco, non questo inverno sicuramente, 2 mesi. Bolletta raddoppiata per la Cozzi e quasi triplicata per il proprietario del bar al Duomo, 1.700 euro a fine agosto 2021, 4.850 quest'anno. Ora avanti così. È la domanda che mi faccio io tutti i giorni, perché vedere queste cose è allucinante. Io non credo che comunque danno la colpa alla guerra possa cambiare l'economia in questo modo. No, è impossibile, anche perché noi non ce la facciamo più se non andare avanti. Da piccolo imprenditore cosa si sente di chiedere? Che vengano riviste queste cose, che ci vengano incontro, che il governo ci venga incontro in tutte le maniere, perché per portare avanti, se noi riusciamo a lavorare, diamo posti di lavoro e quindi l'economia comincia a girare. Così, no? Così si blocca tutto. Storie di lotta quotidiana contro il drago delle bollette, una belva che ora ha dimensioni spaventose, come raccontato dai 2 negozianti del centro di Padova. La categoria interroga la politica. Chiediamo lo scostamento di bilancio, noi l'abbiamo ripetuto in questi giorni, in queste settimane, anch'io personalmente con vari comunicati. Uno scostamento importante di almeno 30 miliardi. 30 miliardi si riesce a fare il credito d'imposta che fino alla fine dell'anno, si riesce ovviamente a continuare a diminuire il prezzo della benzina attraverso le accise, si riescono a dare contributi diretti nel sistema e questo fa in modo che mantiene comunque sui consumi. Campagna elettorale dunque che affronta anche questi temi. Oggi la volta della presentazione dei candidati veneti del terzo polo composto da Azione e Italia Viva. Assenti i leader Calenda e Renzi e anche la ministra Elena Bonetti, che sarà in lista per la Camera a Padova e Rovigo, con il veronese Davide Bendinelli per il terzo polo Azione e Italia Viva. In corsa per la Camera anche i padovani Carlo Pasqualetto, assente, e Maria Antonietta Auditore, con la sua proposta per la sanità. Se noi consideriamo che il programma del terzo polo è l'unico che inserisce l'istituzione di un'agenzia per la prevenzione, questo vuol dire che sono delle risorse che vengono scorporate dalla sanità vera e propria, non viene più considerata come voce di spesa, ma investo sulla salute dei cittadini, sui cittadini sani, affinché si mantengano in salute il più possibile. Ovviamente non riguarderà soltanto il tumore al seno, è proprio un cambio di paradigma.
L'ex sindaco di Vigonza si candida al Senato portando la sua esperienza di amministratore locale. Quindi l'attenzione verso un ripristino della sanità equilibrato che ha portato degli squilibri evidenti per quanto riguarda sicuramente le liste d'attesa delle visite specialistiche, per quanto riguarda la possibilità soprattutto degli anziani di poter fare delle prenotazioni alle loro visite senza avere i limiti di sistemi digitali a cui non sono abituati, e quindi naturalmente anche l'aspetto altrettanto importante di aumentare il numero di medici di base. Al Senato, nel collegio plurinominale, insieme a Carlo Calenda, c'è la senatrice vicentina di adozione Daniela Sbrollini. Il terzo polo, con la sua coerenza e la sua serietà, è l'unico in grado, se fa un buon risultato, non solo di proseguire con l'agenda Draghi, ma di riportare Draghi al governo. La prima proposta che noi stiamo già portando avanti, intanto quella di dire subito che va messo un tetto europeo per il gas e l'energia. Non può essere diversamente, perché se noi facciamo un tetto nazionale come propongono alcuni partiti, questo inevitabilmente porterebbe gli altri a decidere di non vendere all'Italia l'energia e il gas. Quindi questo è il primo provvedimento, il 6 settembre in aula, e tetto europeo per calmierare i prezzi. Tra i candidati a confronto in questi giorni con la gente, anche un volto storico del PD, Piero Fassino. Vediamo. Sono stato richiesto in molte città italiane, non andrò, perché penso che chi si candida in un territorio poi lo deve curare, lo deve seguire e deve fare la campagna elettorale in quel territorio, costruendo un rapporto con i cittadini, è quello che io mi propongo di fare. Ha scelto il metodo classico di fare campagna elettorale il deputato uscente ed ex sindaco di Torino Piero Fassino, secondo nome nella lista proporzionale del Partito Democratico nella circoscrizione Veneto 1 per la Camera dei Deputati. Tante le richieste e le proposte che sta già raccogliendo tra i trevigiani, prima tra tutte l'autonomia del Veneto. L'idea che si governa un paese di 60 milioni di abitanti così complicato come l'Italia, con tante differenze, tutto da Roma, è un'idea velleitaria, difatti non funziona. Bisogna riconoscere poteri, risorse, strumenti ai territori, a partire dai comuni, perché si discute molto di autonomia delle regioni e io sono d'accordo, sono un federalista, ma poi il primo fronte di rapporto con i cittadini sono i sindaci, sono i comuni. Quando un cittadino ha un problema, da chi va? Va dal sindaco. Pronto quindi a sostenere l'evoluzione autonomista non solo del Veneto ma delle regioni che stanno trattando a Roma, ma anche al ritorno a pieno titolo del ruolo delle province. Io ho contestato, quando ero presidente dell'ANCI, la riforma che è stata fatta delle province, perché non è vero, come a un certo punto si è pensato che le province fossero inutili. So che c'è una differenza, è chiaro che nelle grandi città come Torino, Milano e Roma il peso è il peso del comune, la provincia è meno rilevante, ma invece in tutti i territori non metropolitani la provincia è importante. E quindi io penso che bisogna ripensare quella riforma e restituire alle province le loro funzioni. Al gazebo di Porta San Tommaso c'era anche la capolista al proporzionale Rachele Scarpa, che dopo le critiche ad alcuni interventi ora è nel mirino di insulti sessisti. Questo è quello che succede quando si cerca di scatenare una macchina social e mediatica contro qualcuno. Questo è il modo di fare politica a cui ci ha abituato una certa parte, ed è un modo di fare politica che incita all'odio e che trova come un bersaglio facile in una giovane ragazza di 25 anni. Io personalmente non mi faccio spaventare, vado avanti, credo di aver parlato a difesa di chi in questo momento sta peggio, e quindi sono convinta di andare avanti per la mia strada. Veniamo alla cronaca, ora parla il poliziotto che ieri a Venezia è riuscito ad afferrare la turista di 20 anni prima che precipitasse nel vuoto dalla chiesa degli Scalzi. Lei ha salvato una vita, insomma, è una cosa che non accade tutti i giorni. No, non accade tutti i giorni, il mio unico scopo mentre salivo le scale era quello di fare il prima possibile e arrivare in cima. Nella mia testa il mio unico pensiero era quello di arrivare in cima e salvare la ragazza. Chi parla è Alberto Crispo, il poliziotto della Questura di Venezia è riuscito ieri nell'impresa tra le più pregiate, il salvataggio di una vita umana, quella di una turista di appena 20 anni con intenti suicidi. La ragazza era in forte stato di shock quando l'ho tratta in salvo, non parlava con noi, era molto scossa, si vedeva in volto che era sotto shock.
Mentre la ragazza già penzolava nel vuoto, è stata letteralmente avvinghiata dalla presa salvifica del poliziotto. L'ha afferrata proprio mentre si stava lasciando precipitare da quei 26 metri d'altezza dalla cima della Chiesa degli Scalzi a Venezia. Miracolosa la corsa contro il tempo del poliziotto che decideva tra la morte e la vita della turista. Mi sono portato su sul ponteggio, salito di corsa il ponteggio cercando di fare il più velocemente possibile con l'unico scopo di riuscire a trarre in salvo la ragazza o evitare che potesse gettarsi nel vuoto. 30 anni appena, marito e padre di 2 bimbi piccoli, e l'agente del NOP, il nucleo operativo ordine pubblico, in squadra con il collega Gianluigi Calabresi in pattugliamento antiborseggio e antiabusivismo in zona stazione, oggi non vuole essere definito un eroe. Ho fatto solo il mio dovere, dice. No, eroe no, ho svolto solo il mio lavoro, quello che svolgiamo tutti i giorni, e sono fiero di essere della polizia e di essere accanto al cittadino. La pacatezza e la modestia di questa gente a molti di noi ricorda invece quanto l'impossibile diventi possibile soltanto a pochi eletti, i nostri angeli eroi. Prima di proseguire col prossimo servizio, una notizia di cronaca appena arrivata in redazione. C'è stato un incidente stradale mortale a Piazzola sul Brenta, in località Tremignon, in via Pieretto. Lo scontro tra una moto e un trattore. Nell'incidente il motociclista a bordo in sella di una Yamaha 600 è morto. Si tratta di un motociclista classe 1984 residente a San Pietro in Gu. Rilievi sono in questo momento a cura dei carabinieri. E c'è stato l'ennesimo incidente nella Marca trevigiana, funestata particolarmente dalle tragedie in strada. Questa mattina alle 7 a Valdobbiadene 5 ragazzi hanno rischiato la vita in una drammatica carambola tra i vigneti. Alle 7:10 si è sentita una gran botta e poi delle capitombole, proprio i botti delle capitombole. C'era silenzio a quell'ora, macchine non ne passavano, però la macchina era passata velocemente. Una cosa sembra certa: prima di carambolare tra i vigneti questa Fiat Grande Punto andava ad alta velocità, forse stava rientrando anche da un sorpasso appena effettuato. Difficile spiegare altrimenti il volo di quasi 30 metri e la forza con cui si sono piegati i paletti al suo passaggio. 5 giovani a bordo, tutti della zona, tra loro anche una ragazza minorenne di 16 anni. Dopo lo schianto, immediato l'intervento di vigili del fuoco e su M118. Salvi per miracolo sono rimasti feriti. Un 21enne di Pederobbe in particolare si trova in prognosi riservata al Cafoncello, ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Erizzo, questa la realtà, si è sfiorata la strage. Inevitabile risalire con la mente al dramma di metà agosto a Godega di Sant'Urbano, con la morte di 4 ragazzi. Probabilmente poteva andare molto peggio per il fatto che non sono state coinvolte altre auto ed altre persone. È successo all'incirca alle 7 di mattina, un orario anomalo. Probabilmente rientravano da una festa, io credo privata, perché non abbiamo locali qui in zona che tengono aperto fino a notte fonda, quindi attendiamo il riscontro. A procedere è la polizia locale di Valdobbiadene, che è anche in attesa di capire se il conducente, nello specifico, fosse alla guida alterato. Per come ho riscontrato la zona dell'incidente, l'alta velocità sicuramente è una componente. Poi può esserci la distrazione, la guida in condizioni fisiche non ideali. I controlli, dice il sindaco, ci sono, altra cosa, i comportamenti. L'appello va soprattutto a loro, ai giovani. Evitiamo di metterci alla guida in condizioni non idonee. 7 del mattino, dopo una probabile nottata di festa, probabilmente sarebbe stato più opportuno fermarsi a dormire dove erano. Voltiamo pagina. A Padova ora presentati i lavori di recupero delle statue del Pisano alla Cappella degli Scrovegni.
Padova Urbs Picta, patrimonio UNESCO dell'umanità, c'è un investimento ulteriore da parte del Ministero. È dal 1993 che le statue alle mie spalle, questo trittico opera di Giovanni Pisano, così come la statua di Enrico Scrovegni pregante, il Cavaliere dell'Arena, non venivano manutenute in modo organico, a parte qualche piccola spolveratura. Il progetto prevede invece un intervento di lungo periodo con analisi, indagini di tipo multispettrale. Hanno già provveduto ad una modellazione 3D che permetterà di analizzare in profondità anche le tecniche costruttive di Giovanni Pisano. Un restauro straordinario che verrà realizzato grazie alla collaborazione del Ministero dei Beni Culturali, dei lavori rimandati per troppo e che ora permetteranno di riscoprire le statue di Giovanni Pisano. Non dobbiamo mai dimenticarci che qui non c'è solo il grande Giotto, c'è un altro gigante che è appunto Giovanni Pisano. La scultura, nella fine del 200, anticipa e prefigura la rivoluzione giottesca. Queste meravigliose opere, che è un unicum di Giovanni Pisano, arrivano qui via nave, via fluviale, e immaginiamo che le mani, perché erano molto delicate, durante il viaggio le abbia finite qui Giovanni Pisano. Quindi immaginiamo questo dialogo serrato tra questi due giganti. Opere che nel complesso della Cappella degli Scrovegni dialogano con gli affreschi di Giotto. Ma è evidente una cosa, qui c'è una grande innovazione. La Madonna non ha nulla di ieratico, ma è una madre che guarda suo figlio negli occhi. Guardate come la lezione di Giovanni Pisano viene recepita da Giotto, che nella scena topica del bacio di Giuda cambia l'iconografia. Cristo non guarda verso lo spettatore, ma guarda direttamente negli occhi Giuda. È un uomo che guarda l'amico che lo sta tradendo. Ma non c'è solo questo, il dado giottesco, ovvero vizi e virtù, sono delle false statue dipinte da Giotto dentro finte nicchie. Ancora un dialogo serrato con Giovanni Pisano, ma anche il suo superamento. Ora invece al Lido per la scoppiettante giornata alla mostra con ben 3 film in concorso a Venezia 79. Giornata ricchissima alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ben 3 film in concorso per il Leone d'Oro, tra questi il secondo titolo italiano in gara, Monica, di Andrea Pallaoro. In serata la premiazione con il Leone d'Oro alla carriera al regista e sceneggiatore di American Gigolo, Paul Schrader. E mentre il Kodakon spunzecchia come d'abitudine la qualità dei film italiani, l'edizione di quest'anno è caratterizzata dal ritorno in grande stile della sezione dei classici restaurati, sacrificata durante la pandemia. Presidente di giuria è il regista Giulio Base. Quando il direttore Alberto Barbera mi ha regalato questo privilegio e abbiamo avuto il primo scambio di opinioni, mi ha detto la cosa più importante è usare la maieutica, che è una parola che io adoro e che uso sempre con i miei figli. Difficilmente gli impongo un pensiero, ma cerco di suscitare loro delle riflessioni che portino a un pensiero personale. Quindi mi auguro che con i ragazzi succeda allo stesso modo, anzi che loro esercitino maieutica con me. Le cose più belle della mia vita sono legate al cinema, la colonna vertebrale della mia vita è legata al cinema, il sostegno anche quotidiano della mia famiglia, come si dice, il pane quotidiano è il cinema, quindi davvero è la vita. I suoi progetti futuri, il rapporto con Venezia. Dire che l'adoro è dire poco. Sono stato qui la prima volta alla fine degli anni '80, ho dei ricordi meravigliosi, sia con i 3 film che hanno partecipato alla mostra, quindi nel 91, nel 93 e nel 2018, ma sia sempre, perché la mostra è parte della Biennale, che a sua volta è una delle istituzioni culturali più importanti, se non la più importante del mondo. Sarà una domenica di grandi emozioni, quella di domani su Antenna 3, con un doppio appuntamento in diretta a partire dal mattino. Vediamo. Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani.
Si muove tra sacro e profano la domenica di Antenna 3, una domenica rigorosamente in diretta per raccontarvi un nord-est dalle 1000 sfaccettature. Si parte alle 10 in punto per seguire minuto per minuto il rito di beatificazione di Albino Luciani, quel Papa Giovanni Paolo I che nonostante i suoi soli 33 giorni di pontificato ha cambiato il volto della Chiesa Cattolica. La piazza di Canale d'Agordo, sua terra natale, si alternerà a quella di San Pietro, dove Papa Francesco officerà il rito per proclamare Luciani beato. Racconteremo le emozioni dei suoi compaesani, di chi l'ha conosciuto e ne conserva ancora il ricordo. Una storia straordinaria che ha attraversato il Veneto. Luciani, prima di diventare pontefice, era stato vescovo di Vittorio Veneto e patriarca di Venezia. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alle 15.45 si cambia location per vivere altre emozioni. Andremo a Montebelluna a raccontare le gare finali del Palio del Vecchio Mercato, giunto alla sua 32esima edizione. 1000 figuranti, tantissimi gli atleti che a gruppi di 5 dovranno spingere un carro dal peso non inferiore ai 380 kg tra i luoghi simbolo della città. 2000 metri di percorso, buona parte in dislivello. Una gara appassionante, a tratti massacrante. Fede, territorio, storia, sport, voglia di stare insieme. La domenica di Antenna 3 è davvero da non perdere. Da 838 anni promuove l'economia agraria del suo territorio. Parliamo dell'antica fiera dei Mussi di Trebaseleghe. Il programma dell'antica Fiera dei Mussi 2022 di Trebaseleghe è molto ricco. Dal 3 al 12 settembre ci saranno mostre d'arte, eventi sportivi, musicali, gastronomici, ma al centro ci sarà come sempre l'agricoltura. È sicuramente un porre l'attenzione a questo mondo agricolo ed è un modo per ritrovarsi e per mettere insieme le energie e le proposte per superare questi momenti davvero difficili per tutto questo mondo. La solenne inaugurazione dell'edizione numero 838 sarà mercoledì 7 al Parco Draganziolo, che sarà un po' il fulcro degli appuntamenti e la sede dell'area gastronomica e delle esposizioni agricole e zootecniche. Con la rassegna cinofila, quella avicola e cunicola, la fiera degli uccelli, la sfilata di 70 trattori e macchine agricole d'epoca, tra queste una Mieti-Trebbia del 1940. Non mancheranno i mussi, gli asini, una quarantina in vetrina, ma nel menù dei baracconi non ci sono. Meglio la trippa e il baccalà. Il Luna Park è pronto e anche una pièce teatrale che il 7 settembre in auditorium ricorderà l'antica coltivazione e il commercio del tabacco, attività ormai dismesse a Trebaseleghe. Aderire alle tradizioni, essere presenti, trovarci, sentirci comunità, stare insieme è l'unico sistema che ci permette di superare, di trovare un modo per vincere anche questi momenti di davvero grande difficoltà per tutto il nostro mondo, non solo locale. Una grande festa di comunità aperta a tutti, ha ricordato la Zoggia con i vertici dell'Associazione Antica Fiera dei Mussi. Devo davvero ringraziare tutti coloro che non solo hanno lavorato ma si sono presi la responsabilità di questa organizzazione insieme con l'amministrazione comunale, in particolare l'Associazione Antica Fiera dei Mussi e il presidente Antonio Squezzato. E ricordiamoci che la Fiera dei Mussi è di tutti. Con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Un fronte instabile si allontana dall'Italia, il tempo dunque migliora sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di domenica 4 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dalla presenza del sole, come vediamo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, isolati acquazzoni al pomeriggio in montagna. Temperature in ripresa, minime tra 13 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso al mattino, un po' più variabile invece nel pomeriggio con la possibilità di qualche rovescio sui rilievi. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione. Avremo anche qui un ampio soleggiamento, solo con la formazione di locali nubi basse nelle ore più fredde sulle vallate. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.